passare la parola a vedere, a approfondire, perché non può essere solo un problema delle miniere dell'amiata. Volevo dare la parola al dottor Federico Silvestri del Servizio Tutela delle Acque, Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali della Regione Lazio, che ci ha fatto la cortesia di venirci a trovare. Grazie. Grazie a voi, buonasera. Mi scuso se non ho una presentazione in PowerPoint, però ho saputo darvi del convegno, sono impegnato in mille attività. Purtroppo mi occupo, per fortuna perché sono cose interessanti, mi occupo di acque, di tutela delle acque a 360 gradi, da acque superficiali, acque sotterranee, balneazione, marino costiero, insomma, un po' di tutto. Quindi vi racconterò in breve in che cosa consiste questo progetto, come è nato e che cosa si prevede di fare, e poi si accettano anche suggerimenti, insomma. Vi dico, io sono in rappresentanza della direzione del dottor Vito Consoli e del mio dirigente, il dottor Aldo Colombo, che mi hanno incaricato di venire perché ho seguito, insomma, la genesi, diciamo, amministrativa e in parte tecnica, che poi sono le ARPA che hanno effettivamente realizzato il piano di indagine. Allora, come nasce il tutto? Il tutto nasce da una segnalazione della Regione Umbria che attiva la procedura di danno ambientale al Ministero dell'Ambiente, mi sembra intorno ad aprile-maggio del 2016. Ovviamente perché questo? Perché a seguito di analisi condotte nei sedimenti, anche in acque del fiume Paglia, proprio nel tratto di competenza regionale, aveva ritrovato ovviamente il mercurio e ha fatto la citazione per danno ambientale in considerazione del fatto che non avendo fonti di pressione dirette proprio nel proprio territorio, sostiene probabilmente che la presenza del contaminante del metallo pesante non sia da ascrivere a problemi interni, ma provenga da monte, quindi da altri tratti. Che cosa è successo? Il Ministero successivamente ha coinvolto l'autorità di bacino, adesso di distretto dell'Appennino centrale, il Tevere, quindi l'ingegner Cesari, che ha attivato questo tavolo interregionale in cui sono state coinvolte le 3 regioni attraverso le quali passa il fiume Paglia, quindi la Toscana, il tratto di Monte, il tratto centrale del Lazio e poi il tratto dell'Umbria. Le relative agenzie regionali, quindi l'Alpa Toscana, l'Alpa Lazio e l'Alpa Umbria, e ci sono stati 2 mesi di intense attività, riunioni praticamente settimanali tenute presso la sede dell'autorità di bacino del Tevere, a partire circa da settembre, terminato poi verso la fine di novembre, da cui è scaturito poi quello che è l'attuale piano di indagine per la ricerca della contaminazione da mercurio nel fiume Paglia. Qual è? Lo scopo ovviamente del documento è quello di fare un approfondimento di quello che è l'inquinamento presunto, perché poi che cosa succede? La direttiva quadro acque prevede di fare dei monitoraggi dei corpi idrici. Allora, ogni regione individua dei tratti di fiume, per esempio nel Lazio sono 2 i tratti del fiume Paglia che vengono monitorati, dà delle indicazioni, dice voi andate a ricercare questi parametri con una determinata frequenza, che può essere un monitoraggio di sorveglianza nel momento in cui si immagina che non ci siano pressioni che determinano contaminazione, un monitoraggio operativo che prevede frequenze più intense quando si è certi che ci sia un inquinamento. Quindi si è partiti ovviamente dalle conoscenze di dati che provengono dalle università, quindi riscontri di mercurio effettivi, poi dalla segnalazione dell'Umbria e anche dai dati in possesso delle singole regioni e delle singole agenzie. Per quanto riguarda il Lazio, ad esempio, faccio un esempio, non è stato fino adesso effettivamente riscontrato nelle acque che noi, la direttiva quadro acque, che è recepita dal decreto legislativo 152 del 2006, prevede l'analisi delle acque, non dei sedimenti, poi approfondiremo il perché e il per come. Al momento i dati che ci risultano non dimostrano superamenti delle concentrazioni limite, che sono
ministeriale 260 del 2010 per quanto riguarda il mercurio. Il fiume Patria nel tratto laziale, che poi interessa i comuni di Procena e di Acquapendente, per quanto riguarda lo stato chimico è in uno stato complessivamente buono, non ci sono superamenti di mercurio, non ci sono superamenti di altri metalli pesanti, ci sono dei riscontri spot di qualche contaminante che però non fanno parte di questa categoria di metalli pesanti. Quindi questo che cosa fa capire? Fa capire che il monitoraggio ai sensi della direttiva acque, così come viene condotto, può non far riscontrare la contaminazione. Quindi effettivamente l'esigenza di svolgere un piano di indagine più approfondito effettivamente ha senso e quindi il tutto è stato come ho detto condotto a livello progettuale nel corso degli ultimi mesi del 2016 in questi mesi insomma le agenzie si stanno attivando e sostanzialmente che cosa si prevede di fare? Si prevede di l'area di indagine del fiume Paglia è stata suddivisa in 5 unità che sono al loro interno significativamente omogenee. Quindi vengono analizzati il fiume Paglia nei tratti dalle origini al Monte Rugliano a Lerone, che quindi il tratto sostanzialmente iniziale, poi il torrente Paglia da Monte Rugliano a Lerone fino ad Albiano, all'invaso di Albiano, cioè la confluenza con il Tevere, e quindi questo secondo tratto è quello di interesse specifico della Regione Lazio e dell'Alpa Lazio, in cui vedremo per quanto riguarda sì, il piano in generale, ma anche per quanto riguarda poi quello che noi dovremo dire come Regione al Ministero e anche alla Comunità Europea, perché noi poi ogni 6 anni tutte le regioni, insomma, coordinate dalle autorità di bacino, fanno un reporting dell'acqua, quindi questo approfondimento permetterà specificamente per questa zona di capire qual è la situazione dell'inquinamento. Poi che cosa prevede il piano di indagine? Non prevede che ci si fermi alla fine del Paglia, ovviamente come diceva la dottoressa Manfredi all'inizio, il mercurio essendo un metallo pesante resistente, insomma non può essere purtroppo biodegradato, anzi al contrario viene bioaccumulato, al contrario, anzi peggiora, è peggiorativo perché poi vi spiegherò anche dal punto di vista biologico che cosa succede. Quindi l'area di indagine prevede anche analisi in tratti successivi, quindi i tratti del Tevere, quindi c'è una terza zona che è la zona del Tevere dall'ingresso della zona umida di Albiano, dell'invaso di Albiano, all'uscita di questa zona umida, e poi vedremo specificamente in questo tratto che verranno fatti degli approfondimenti un po' maggiori per capire anche le dinamiche di trasferimento, di distribuzione del contaminante, sperando di trovarlo il meno possibile, vedremo. Poi sempre nel Tevere dall'invaso di Albiano ad Orte, e poi l'ultimo tratto che verrà analizzato per questo piano di indagine è il tratto che va da Orte fino a Nazzano, che è un altro invaso, che tra l'altro è una zona dal punto di vista naturalistico molto importante perché è un sito della ZPS, quindi è interessante anche vedere che cosa succede in aree protette ai sensi delle direttive Habitat e della direttiva Uccelli. Purtroppo ovviamente le disponibilità di tempo economiche non permettono per questo tipo di indagine di arrivare fino alla procedura Tevere. Però secondo me questo è anche corretto da un punto di vista tecnico-scientifico, perché che cosa può succedere? Per come è stato impostato il lavoro, le ricerche possono dalle origini del Paglia fino a Nazzano effettivamente far capire qual è l'impatto del mercurio che sta a monte fino a Nazzano. Nel momento in cui se uno andasse poi ad analizzare il mercurio anche successivamente, potrebbe trovare del mercurio che non è direttamente correlabile a quelle pressioni, cioè alla pressione. Quindi potrebbero venire fuori dei dati difficili da interpretare, perché le fonti di mercurio industriali sono tante, possono esserci degli scarichi abusivi,
degli abbandoni incontrollati di rifiuti, batterie, insomma, che anche inimmaginabili, che possono però aumentare le concentrazioni delle matrici ambientali e poi andare a ricondurre il tutto al geotermico oppure ai siti estrattivi della Toscana potrebbe non riuscire, cioè potrebbe non essere chiaro. Quindi per questo tipo di indagine si è deciso, in tal senso è stata d'accordo anche l'autorità di distretto del Tevere, di fermarsi a Mazzara. Quindi c'è un motivo tecnico oltre che un motivo purtroppo anche economico, perché come i discorsi sono sempre gli stessi, le risorse sono sempre non particolarmente elevate, quindi cerca di fare quello che può. Lungo i tratti che ho indicato prima si effettueranno una serie di indagini. Noi, come ho detto prima, per ora facciamo soltanto le acque. Il piano di indagine punta ovviamente ad approfondire altre matrici. Quindi si partirà con profili geomorfologici, con la ricostruzione dei terrazzamenti e dei transetti dove eseguire i campionamenti. Questo perché questo è un aspetto a monte che permette di utilizzare dei dati idrologici, idromorfologici che uno già di cui sia già a conoscenza. Poi con le esperienze, insomma, del personale delle ARPA, noi abbiamo in ARPA Lazio il dottor Martinelli, un geologo che insomma è abbastanza esperto di questi aspetti. Si potrà andare a scegliere all'interno delle aree di indagine dove effettivamente ha più senso fare poi le indagini, ovviamente non nelle acque ma negli altri tipi di matrici. Quindi si faranno successivamente analisi dei sedimenti fluviali e di terrazzo, quindi questo che cosa significa? Si andrà ad analizzare sia il sedimento proprio, vero e proprio del fiume, sia quello dove ci può essere contatto con l'acqua, ma il contatto con l'acqua può essere non sempre presente a seconda ovviamente della quantità di acqua che ci scorre all'interno. Poi ovviamente l'analisi delle acque del fiume, questo è scontato, questo già si fa, e poi ovviamente anche le acque dei pozzi. Questo perché? Perché ovviamente a seguito di censimenti che poi vengono fatti nel momento in cui si parte con le analisi, con dati che hanno le varie ASL del comune, si dovrà andare a cercare lungo l'asta del fiume se ci sono dei pozzi che possono essere a contatto con la falda sottostante, la cui falda, l'acqua di falda che viene raccolta può entrare in contatto con l'acqua del fiume e quindi può essere eventualmente contaminata da questa. Quindi conseguentemente si andranno anche a fare analisi sugli ortaggi, sulla frutta, quindi su componenti vegetali che vengono a diretto contatto con le acque o del fiume se ci sono dei prelievi direttamente di acqua dal fiume oppure con le acque di questi pozzi che possono essere utilizzate proprio per l'irrigazione. Quindi questo ci può far capire se c'è un trasferimento della contaminazione del metallo, quindi dall'acqua sotterranea all'acqua di fiume attraverso l'irrigazione al terreno e poi successivamente al vegetale. E si spera che questo ovviamente non accada. Poi quali altri tipi di analisi verranno fatte? Verranno fatte analisi del mercurio nell'aria e influssi dal suolo. Questo perché, come ben sapete molto meglio di me, il mercurio è un metallo sì pesante ma estremamente volatile, quindi ovviamente lo scorrere dell'acqua può, soprattutto nei momenti di piena, nei periodi invernali, primaverili, determinare anche evaporazione del mercurio e quindi c'è il rischio per la popolazione che vive nelle immediate vicinanze del corpo idrico, che può, soprattutto contadini o anche persone che hanno abitazioni, può entrare in contatto con l'inquinante nel momento in cui questo vaporizza. Quindi ci saranno delle analisi di flusso particolari e poi ovviamente quello che si farà, che lo prevede anche un nuovo decreto legislativo, il 172 del 2015, l'analisi ovviamente nei pesci, nei tessuti muscolari dei pesci. Questo perché? Perché il mercurio ovviamente viene bioaccumulato, i pesci ovviamente si nutrono dei sedimenti
componenti di materiale in decomposizione, materiale vegetale presente sul fondo dei fiumi, nel momento in cui all'interno dei sedimenti c'è presenza di mercurio, questo viene poi trasferito dall'apparato digerente al sistema muscolare dei pesci. C'è da dire che soprattutto nel tratto laziale del fiume Paglia la componente ciprinicola, quindi quella non salmonicola, quindi quella di pesci che si nutre di bentos, di alghe, di materiale che sta proprio sul fondo, è quella prevalente, quindi pavedani, barbi, insomma, e altri piccoli pesci sono quelli maggiormente diffusi e sono quelli anche che potenzialmente possono accumulare al loro interno più mercurio. Quindi bisogna anche un po' stare attenti al consumo di questo pesce, insomma, non arrivare a ordinanze di divieto di pesca finché almeno io ho una mentalità abbastanza prudente da questo punto di vista. Nel momento in cui però effettivamente anche l'esecuzione di questo piano di indagine dovesse dimostrare che questa componente ittica effettivamente presenta il mercurio, insomma una limitazione o addirittura un divieto di pesca potrebbe essere una soluzione che potrebbe tutelare la popolazione da un'esposizione attraverso ingestione del contaminante. E poi si farà anche un'attività un po' più particolare, che è l'attività di phytoscreening, cioè soprattutto nella zona di Albiano, dove le acque sono più ferme, verranno selezionate alcune piante acquatiche su cui andare a ricercare il mercurio. Queste sono piante che avendo radici all'interno dei sedimenti o tra le zone di riva e le zone appunto di sedimento possono accumulare all'interno il mercurio. Quindi ricapitolando, abbiamo 5 tratti in cui saranno eseguite le indagini e un numero di transetti. Il transetto praticamente è un tratto all'interno di area, è un tratto più specifico su cui vengono fatte le analisi. Quindi ci saranno 3 transetti nel tratto iniziale, dalle origini fino a Monte Rugliano e Lerona, 5 transetti nel tratto, diciamo, laziale umbro, da Monte Rugliano a Lerona, alla confluenza col Tevere, e poi 2 transetti per gli ulteriori 3 tratti, cioè il Tevere nella zona all'ingresso di Albiano e poi dall'uscita, 2 transetti anche da Albiano a Orte e 2 transetti nel tratto finale da Orte a Nazzano. Quali parametri verranno ricercati? A parte è scontato il mercurio, verranno ricercati anche antimonio e arsenico come traccianti, oltre che come inquinanti, perché la presenza dell'arsenico è, non dico scontata, ma probabile, perché il Lazio, come sapete, per motivi geologico-naturali ha nelle acque sotterranee, quindi anche nelle acque fluviali, probabilmente nei sedimenti presenza di arsenico. L'antimonio vale come tracciante, anch'esso di solito ordinato al mercurio nella ricerca. Poi ovviamente la direttiva quadro acque già prevede di analizzare tutti i metalli pesanti, sia nel monitoraggio di sorveglianza sicuramente, nel monitoraggio operativo nel momento in cui si hanno riscontri dopo il monitoraggio di sorveglianza vengono ripetuti con frequenze maggiori tutti anche gli altri analisi. Quindi c'è possibilità, soprattutto nel momento in cui si riscontra il mercurio, che ci si associano anche gli altri 2 traccianti, di estendere il set analitico a tutti i metalli pesanti. Poi ovviamente che cosa si farà? Soltanto nei sedimenti verrà cercato in una determinata quota di campione anche il metilmercurio. Perché? Perché il metilmercurio è la forma più pericolosa del mercurio, quella appunto organicasa, che si forma nel momento in cui il mercurio viene a contatto con sostanza organica, ed è la forma che poi ritroviamo anche all'interno dei tessuti dei pesci, e quindi quella che poi passa nella catena alimentare e rischia di arrivare anche all'uomo.
In tal senso faccio anche una considerazione in questo senso. Il mercurio di per sé potrebbe in un certo senso essere pericoloso nelle acque e nei sedimenti fino a un certo punto. Nel momento in cui però le acque dei fiumi perdono ossigeno, si arricchiscono di nutrienti e di materia organica dovuta a magari presenza di scarichi non ben depurati, insomma, l'aumento di sostanza organica, la condizioni ecologicamente sfavorevoli dei fiumi che hanno a volte portate non particolarmente consistenti, possono favorire lo sviluppo di metilmercurio, quindi la componente metilmercurio può, non dico divenire prevalente, però può aumentare. Quindi il mercurio è doppiamente pericoloso, cioè è pericoloso di per sé ed è pericoloso quando il corpo idrico ha problemi di natura, diciamo, di inquinamento da nutrienti, potrebbe essere anche un banale effetto dell'agricoltura, di uno scarico, un depuratore che magari funziona sempre bene, insomma è abbastanza rischioso. Questo è il piano di indagine in generale. Poi c'è un piano di indagini che verrà effettuato sulla fauna ittica, sono previsti 20 campioni per stagione da suddividere su 5 punti di campionamento, quindi alla fine verranno, quindi i trassetti sono 5, verranno fatti sulla fauna ittica un totale di 100 campioni di mercurio, e sul 30% di questi verrà poi anche analizzato il metilmercurio, quindi si farà un confronto tra il mercurio presente nei tessuti dei pesci e quello che poi invece è già organicato come metilmercurio. Un altro aspetto abbastanza interessante e probabilmente molto utile anche per capire quale poi l'effetto dell'inquinamento a mercurio a lunga distanza è il piano che sarà sviluppato in indagini sul trasporto del mercurio lungo il reticolo idrografico. Quindi questo come verrà fatto? Praticamente su ciascuno dei 5 tratti di studio sarà fatto proprio uno studio modellistico, in parte modellistico, in parte effettivamente con dei campionatori, magari con dei campionatori di tipo passivo, che permettono di capire come l'inquinante si propaga dalla sorgente che adesso diamo per scontato sia quella della Toscana, lungo l'asta del fiume, poi arrivando fino a una zona di acquaferma come la zona di Alviano, per poi ripartire lungo un corso d'acqua, sezione portata molto molto più elevata. Quindi questo piano di indagine sul trasporto del mercurio prevede ovviamente di utilizzare dei dati e studi pregressi e scegliere ovviamente dei punti di campionamento idonei che permettano di essere rappresentativi per capire come si muove il mercurio, e poi delle tecnologie di campionamento integrato, cioè come campionatori passivi, che sono dei sistemi che vengono posti in acqua senza la presenza obbligatoria dell'operatore, che poi andrà dopo un determinato tempo, dopo che si sono verificate determinate condizioni, a prendere il campione e ad analizzarlo e per capire come il mercurio si è trasferito lungo il corso del fiume. Quindi c'è poi un piano di indagine sui sedimenti accumulati negli invasi in asta, di questo l'ho accennato prima, ed è il sito di Alviano, quindi parliamo dell'Umbria. Sono previsti dei carotaggi, effettivamente questo è un approfondimento proprio che viene fatto in quell'area in particolare, perché è un'area dove le acque sono abbastanza ferme, quindi l'eventuale mercurio che ci si accumula ci dovrebbe stazionare, quindi questo ci fa capire quanto i sedimenti accumulano, quindi 5 siti di carotaggio, 2 proprio nella zona lagunare e 3 lungo l'alveo del Tevere. Quindi poi successivamente saranno analizzati i sedimenti anche lungo il Tevere, negli invasi di Ponte Felice, Nazzano e Castel Giubileo, che addirittura Castel Giubileo, quindi attraverso l'Enel, che sarà un punto specifico, un punto terminale che va anche oltre
il piano di indagine in sé per sé, dove si farà un carotaggio e magari sarà considerato il punto di chiusura, così si potrà fare un confronto con il punto di campionamento del tratto iniziale e si potranno trarre delle conclusioni. Sostanzialmente questo è quanto verrà fatto. E il cronoprogramma, allora, noi abbiamo finito le riunioni, il documento è stato approvato verso la fine di novembre, le ARPA si sono già messe in movimento, ognuna si sono suddivise in maniera più o meno equa i compiti. L'ARPA Umbria magari avrà contatti con altri enti, l'ARPA Lazio, l'ARPA Toscana a seconda insomma, di quelle che sono le proprie conoscenze, insomma svilupperanno ognuno la propria parte con dei costi che vengono in parte sopperiti dalle ARPA stesse, in parte ci sono dei finanziamenti regionali, perché la Regione ha aperto proprio un capitolo nel 2017 dedicato alla problematica dell'analisi, proprio un capitolo per il piano di indagine del Mercurio. Diciamo questa prima fase dovrebbe concludersi per l'estate, verso la fine di luglio. A quel punto verranno i dati che ne verranno fuori, verranno analizzati, verranno ovviamente riportati dalle ARPA che faranno le relazioni, insomma, poi si faranno altre riunioni, insomma si farà un commento generale. Poi ci sarà una seconda fase operativa che al momento non è ancora stata programmata come tempistiche. Questo perché? Sostanzialmente per due motivi. Innanzitutto bisogna capire come proseguire. Come proseguire lo capiremo soltanto nel momento in cui vedremo i risultati, vedremo se ci si dovrà concentrare di più sugli aspetti, immagino, dell'analisi dei pesci oppure anche delle acque di pozzo, possono venire fuori dei dati di tutti i tipi. Quindi ovviamente l'intenzione di proseguire c'è, le tre regioni, le autorità di bacino danno massima disponibilità, ovviamente anche noi che siamo la parte amministrativo-tecnica, cioè la regione più amministrativa, la parte più tecnica, solleciterà la parte politica a dare quanta più attenzione possibile alla problematica. C'è un coordinamento dell'autorità di bacino del Tevere che aiuta ovviamente a portare avanti il discorso, perché fa un coordinamento. Avremmo bisogno un po' di più di sostegno da parte del Ministero dell'Ambiente, anche economico, questo lo dico con grande sincerità, perché sono problemi interregionali. Quando un problema è di natura interregionale, secondo me diventa un problema di natura nazionale. Poi i dati che hanno fatto vedere gli esperti prima, insomma, sono abbastanza preoccupanti, quindi sostenere un monitoraggio del genere potrebbe essere una cosa vantaggiosa per tutti, per le amministrazioni, per capire meglio, noi ci occupiamo di tutela delle acque, capiremo meglio lo stato ambientale, potremmo interagire meglio con la sanità, segnalare anche all'assessorato alla sanità che c'è un problema, insomma prendere poi delle misure, trovare delle soluzioni, però un sostegno da parte dello Stato, insomma, noi ci abbiamo già provato durante le riunioni, hanno partecipato, al momento ce la dobbiamo cavare da soli e ci stiamo provando, ce la stiamo mettendo tutta tra le mille attività, perché poi il Lazio è grande, gli inquinamenti sono tanti, insomma, si va dall'estremo nord del Mercurio poi alla Valle del Sacro, lasciamo perdere, quindi ce la mettiamo tutta, insomma, il lavoro è interessante, io sono un biologo, quindi dal punto di vista scientifico mi interessa oltre che sanitario, insomma, dal punto di vista amministrativo mi sto impegnando, insomma, anche all'interno dell'area per portarla avanti quanto più velocemente possibile. Speriamo bene, speriamo di trovarne quanto meno possibile.
vedremo, insomma. Non so... Grazie. Oh. Le conclusioni di questa Sì. indagine poi Ci saranno e saranno rappresentati. Sì, ovviamente anche Sì, perché noi già abbiamo in programma per giugno un'altra riunione con l'autorità di Brasile, insomma, ma ci sono loro, poi c'è dietro anche il Tevere che è interessato, quindi è una cosa che è appena cominciata. È anche una cosa, secondo me, abbastanza unica, perché è molto, vabbè, è il fiume che interessa 3 regioni, quindi. Però non è facile mettere insieme 3 regioni, 3 acque e farle lavorare come si sta facendo. Insomma, sono lavori complessi. Forse si è compresa la gravità. La gravità già si sapeva, però far lavorare 3 regioni diverse insieme non è una cosa banale, cioè può sembrare una cosa scontata, amministrativamente non lo è, però è la strada che poi dovrà essere percorsa per questo problema, ma per tanti altri, perché come corpi idrici superficiali, sotterranei, aree naturali protette sono molto spesso a cavallo tra regioni, quindi il coordinamento interregionale è una cosa importante. Però oltre al coordinamento interregionale c'è anche bisogno sempre di un ente centrale che coordini, perché diciamo così avviene tendenzialmente. Sì, sì. Io ministerialmente penso che adesso non ha dato finanziamenti perché magari non lo può fare. Comunque ha interesse a che il problema sia risolto.